Oggi ad Agrigento la presenza del Ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina in occasione del Congresso Nazionale della Filapa, svoltosi al Palacongressi di Agrigento, tante le tematiche inerenti l'avvio dell'anno scolastico con le dovute istruzioni date per riguardarsi dal Covid. L'Azzolina ha anche ricevuto un'attestazione da parte del Presidente nazionale della Fidapa, Maria Concetta Oliveri. Sì, sono tematiche molto attuali. Le donne sono fondamentali, questo paese tra l'altro ha delle eccellenze, queste vanno valorizzate, bisogna parlare di equità, non di sperequazione uomo-donna, penso che siano anche degli stereotipi abbastanza vetusti, vecchi, che grazie alla scuola forse potremo iniziare a superare, perché è nella scuola proprio che si insegnano i valori di uguaglianza e di equità. Parliamo di questi 400 casi che si sono rivelati in tutta Italia, il Covid, insomma nelle scuole c'è molta preoccupazione e molti docenti addirittura sono preoccupati e non stanno ricoprendo i loro ruoli. I numeri sono stati dati dai giornali, io ribadisco che i numeri li dà il Ministero dell'Istruzione e li dà il Ministero della Salute, quindi ovviamente li daremo la prossima settimana. I docenti stanno facendo un grandissimo lavoro insieme al personale ATA, insieme ai dirigenti scolastici, stanno ricoprendo molto bene i loro ruoli. Io vorrei anche che questi pregiudizi nei confronti dei docenti finissero, perché stanno lavorando molto bene e non vedo perché tutte le volte che si parla di docenti si deve dire che non ricoprono bene il loro ruolo, che vogliono stare tutti a casa. Anche basta, rispettiamoli, perché sono loro che insegnano ai nostri studenti e alle nostre studentesse e quindi rappresentano il presente e il futuro del paese. C'è un problema di supplenze, ancora tanti istituti non hanno iniziato le lezioni perché mancano le supplenze, una carenza che quest'anno si è maggiormente acuita, come mai? Se posso smentire un po' questa cosa. Sono le notizie che abbiamo dai sindacati. Faccio una premessa, innanzitutto un ringraziamento al direttore dell'ufficio scolastico regionale, il dottor Suraniti, che pur insediatosi da poco in Sicilia ha fatto un lavoro eccellente. La Sicilia in questo periodo, glielo dico da siciliana e da docente che non ha mai insegnato in Sicilia ma è molto affezionata alla sua terra, in questo periodo negli anni scorsi faceva ancora le assegnazioni provvisorie. Quest'anno abbiamo già dato il 90% delle supplenze, a Siracusa e a Ragusa hanno finito, oggi finiscono anche ad Agrigento, è un risultato record per questa regione che ha molto sofferto negli anni scorsi di ritardi cronici. Poi è chiaro che ci sono delle criticità, questo è un anno difficile, è un anno complesso, è un anno in pandemia, noi lo dobbiamo sapere, esserne consapevoli e responsabili e qui se posso faccio un piccolo appello a tutti i nostri concittadini siciliani, ma in realtà a tutti gli italiani. A scuola noi in questo momento abbiamo delle regole molto rigide che tendono a far sì che il diritto all'istruzione e il diritto alla salute vadano di pari passo. Poche regole, attenzione, ma ci sono. Fuori dalla scuola è necessario, con la responsabilità di tutti, che le stesse regole siano rispettate. Solo così noi potremo garantire un anno scolastico che vada avanti, perché le regole per le studentesse, per gli studenti, per tutti quanti sono da rispettare anche fuori dalla scuola e non solo dentro la scuola. Questo servirà a proteggere la nostra scuola, che va protetta e va dato un servizio anche alle nostre famiglie. Sui banchi, sui ritardi con cui sono stati consegnati i banchi, anche lì tante polemiche. Guardi, la Sicilia ha delle percentuali bulgare di richiesta di banchi, perché in passato nessuno mai ha investito. Quindi noi in 2 mesi stiamo recuperando un ritardo di 20 anni. I banchi arriveranno, il commissario Arcuri ha fatto una programmazione per cui da qua a fine ottobre i banchi ci saranno in Sicilia come nelle altre regioni del paese. Penso che anche questo sia un risultato molto importante, perché gli ambienti di apprendimento non sono secondari. Noi abbiamo il dovere di mandare i nostri studenti e le nostre studentesse in scuole che siano il più possibile accoglienti. C'è qualche istituto che fa i doppi turni, io ieri sera ho incontrato una famiglia che mi spiegava anche le possibili difficoltà legate ai doppi turni, però sugli spazi è stato fatto un gran lavoro. Vi dico anche che noi abbiamo investito tante risorse, perché per la Sicilia abbiamo dato 32 milioni di euro per l'edilizia scolastica leggera, per fare lavori, abbiamo dato altri 13 milioni e mezzo per l'affitto di nuovi spazi, abbiamo dato 20 milioni di euro per gli studenti meno abbienti, per comprare libri gratis, kit didattici. Si può fare sempre meglio sicuramente, però l'importante qui è che lavorino tutti. Gli enti locali sono i proprietari degli edifici scolastici,
i sindaci e i presidenti di provincia. I lavori di edilizia scolastica leggera vanno fatti, abbiamo fatto accordi anche con il vicariato per trovare spazi nuovi, tutto perfettibile, ribadisco, delle criticità ci sono, ma pian piano le risolveremo, solo però se tutti lavorano insieme con un obiettivo che è quello di garantire l'istruzione appunto ai nostri studenti. Il convegno è importante perché, come dicevamo prima, il ruolo della donna nel Paese deve essere valorizzato. Vede, in questo momento ci sono uomini e donne che fanno lo stesso lavoro ma che guadagnano stipendi diversi. Le donne crescono i loro figli, insieme ai papà chiaramente, lavorano, fanno tanti sacrifici. Per non parlare di tutta la violenza spesso che c'è nei confronti delle donne, sia fisica che verbale. Ecco, io sono qua anche per questo, per dare una testimonianza e per dire che la scuola ha un ruolo fondamentale per insegnare sin da quando sono piccoli ai nostri allievi e alle nostre allieve che ci vuole molto rispetto nei confronti di tutti, soprattutto delle donne. Ma previsti la figura del psicologo nella scuola, Ministro? Abbiamo fatto gli accordi con l'ordine degli psicologi, abbiamo fatto gli accordi, i protocolli. Sì,